Buongiorno e benvenuti all'Almanacco. Oggi è mercoledì 8 luglio 2026. Il sole sorge alle 5:46 e tramonta alle 20:51. La luna si leva a mezzanotte 19 e cade alle 13:14. Oggi è il giorno di Sant'Adriano. Il nome Adriano ha origine latina e fa riferimento ad Adria, un tempo importantissima città veneta, oggi in provincia di Rovigo, che diede il nome al mare Adriatico. Significa dunque nativo di Adria. L'8 luglio si celebra la giornata internazionale del Mar Mediterraneo. È un'occasione fondamentale per riflettere sulla salute del Mare Nostrum. Nonostante rappresenti solo l'1% della superficie oceanica mondiale, il Mediterraneo è uno scrigno incredibile. Ospita oltre 12.000 specie marine, custodendo tra il 4% e il 12% della biodiversità marina globale. Proteggerlo dall'inquinamento è un dovere, quindi, verso il futuro. Auguri a Donatella Rettore, che oggi compie 71 anni. Icona irriverente della musica italiana, iniziò come spalla di Lucio Dalla per poi scalare le classifiche con il suo stile unico. L'ultimo suo tormentone risale a Sanremo e ci ha fatti ballare con il successo Chimica. Festeggia a 68 anni Kevin Bacon, attore statunitense diventato leggenda nel 1984 con il film cult Footloose. La sua carriera stellare lo ha visto protagonista in pellicole indimenticabili come JFK, Codice d'onore e Apollo 13. Sono 75 le candeline per la californiana Angelica Houston. Figlia d'arte del grande regista John Huston, vinse l'Oscar nel 1986 per L'onore dei Prizzi. Per tutti resterà sempre l'indimenticabile Morticia nella famiglia Addams, dopo una giovinezza passata a sfilare come modella per Armani e Valentino. L'8 luglio del 1978 Sandro Pertini diventa presidente. In un'Italia ferita dagli anni di piombo e dal sequestro di Moro, il Parlamento elegge un uomo amatissimo, ex partigiano e figura di enorme integrità. Pertini sale al Quirinale con 832 voti su 995, un record di consensi che testimonia quanto la nazione avesse bisogno della sua schiettezza e del suo calore umano. I pipistrelli sono gli unici mammiferi volanti. Sapevate che appunto rappresentano circa un quinto di tutte le specie di mammiferi sulla Terra? Ne esistono oltre 1100 specie e sono gli unici mammiferi capaci di un vero volo attivo. Una curiosità incredibile è che alcune specie, per difendersi, imitano alla perfezione il ronzio dei calabroni per spaventare e allontanare i possibili predatori. Benvenuti a metà settimana. Scopriamo insieme come si allineano i pianeti in questo mercoledì di luglio. Ariete. La luna vi chiede un briciolo di pazienza in più. Evitate le risposte troppo istintive, specie in famiglia o con il partner. Toro. Giornata super favorevole per i contatti. Se avete una richiesta da fare o un progetto da presentare, muovetevi oggi. Avrete successo. Gemelli. Siete molto concentrati sul lato pratico ed economico della vita. Ottimo momento per fare acquisti intelligenti o rivedere i vostri piani. Cancro. Con la luna che entra nel vostro segno, le emozioni si fanno intense e magnetiche. Sarete irresistibili. Seguite il cuore senza paura. Leone. Il cielo vi consiglia di rallentare il ritmo. Dedicate la giornata a riflettere sulle prossime mosse, senza la foga di dover agire subito. Vergine. Sarete l'anima del vostro gruppo. Le stelle favoriscono gli incontri con gli amici e i progetti di squadra. L'unione, oggi, fa la forza. Bilancia. Qualche piccola pressione sul lavoro vi richiede massima concentrazione. Non fatevi distrarre dalle chiacchiere e puntate dritti alla meta. Scorpione. Splendida energia di rinnovamento. Avete voglia di esplorare nuovi luoghi o nuove idee. Un'intuizione improvvisa vi aprirà gli occhi. Sagittario, è il momento di lasciarsi alle spalle un vecchio bisticcio. Voltate pagina con coraggio e riscoprite il piacere della leggerezza. Capricorno, sarete al centro dell'attenzione nelle relazioni. Cercate di essere aperti all'ascolto e non arroccatevi troppo sulle vostre posizioni. Acquario,
Giornata ideale per prendervi cura del vostro benessere psicofisico. Una buona alimentazione e un po' di movimento faranno miracoli. Pesci. Amore e creatività viaggiano sullo stesso binario. Sarete incredibilmente ispirati, perfetti per vivere momenti di pura magia romantica. Che sia per tutti un mercoledì fantastico. Ci sentiamo domani con il prossimo appuntamento astrale. 8 luglio 1990, la finale di Italia 90. Nelle notti magiche romane, dopo che l'Argentina di Maradona aveva eliminato gli azzurri di Schillaci in semifinale, si gioca l'ultimo atto del mondiale. A trionfare la Germania Ovest, che batte l'Argentina 1-0 e grazie ad un rigore trasformato da Andreas Brem, spesso confuso con Bierhoff, che segnerà invece agli europei del 96. I tedeschi alzano la coppa allo Stadio Olimpico, cucendosi sul petto la terza stella. Avete mai sentito l'espressione inglese House of Cards, resa celebre anche dalla nota serie TV con Kevin Spacey? Essa significa letteralmente case di carte. In italiano usiamo spesso castelli di sabbia. Si riferisce infatti ai progetti o a situazioni prive di solidi basi che proprio per questo sono destinate a crollare o a non durare nel tempo. Artemisia Gentileschi, una straordinaria pittrice del Seicento, fu una matta per coraggio e determinazione in un mondo di uomini. Vittima di violenza a soli 18 anni da parte del collega del padre, Agostino Tassi ebbe il coraggio di trascinarlo in tribunale e di subire interrogatori umilianti per avere giustizia. Quella giustizia che non ottenne pienamente nelle aule, però la ottenne sulla tela. Infatti nei suoi dipinti, come Giuditta che decapita Oloferne, espressa tutta la sua forza, consegnando i suoi aguzzini all'infamia eterna attraverso l'arte. E ci salutiamo con la nostra frase del giorno: l'inferno è vuoto e tutti i diavoli sono qui. Con questa citazione di Shakespeare, che era amaro, noi però vogliamo essere ottimisti. L'inferno sarà anche qui, ma il mondo è pieno di meravigliose persone e di bellezza tutta da scoprire. Vi ringrazio per essere stati con noi anche oggi, concentriamoci sul bene, mi raccomando. Vi aspetto domani per una nuova puntata e tante curiosità da tutto il mondo con l'Almanacco. Una buona giornata dalla vostra Jaira.